Luca Mariani, AGI. Buonasera Presidente. Milioni di italiani hanno presentato con qualche difficoltà, domanda all'INPS per avere 600 euro o la cassa integrazione. Quando riceveranno concretamente i soldi nei loro conti corrente? Poi altra domanda. Oggi l'Istat ha messo nero su bianco che 1/3 delle famiglie italiane non ha un PC. La Costituzione stabilisce che la scuola sia aperta a tutti. Cosa si può fare per aiutare gli studenti nelle famiglie meno benestanti? Grazie. Guardi, per quanto riguarda la prima domanda, tenga conto che ci siamo subito adoperati e ci siamo premurati perché tutti possano avere quanto prima, ovviamente, le somme che abbiamo previsto nel decreto di marzo, il decreto Cura Italia. Ora c'è stato, è cosa nota e non possiamo assolutamente negarlo, c'è stato un sovraccarico del sistema informatico dell'INPS, ci eravamo già premurati prima e ci stiamo premurando adesso perché tutto possa svolgersi e possa defluire nel migliore dei modi. Dall'INPS mi assicurano che quanto prima si stanno avvantaggiando per processare le tantissime domande che sono pervenute. Io confido, e l'ho detto anche in un post che su Facebook ho pubblicato prima della scadenza, prima che iniziassero ad arrivare le domande. Avevo chiesto a tutti di fare uno sforzo collettivo, a tutti gli enti interessati, affinché queste erogazioni possano avvenire anche prima del 15 aprile. So che stanno lavorando tantissimo, sono fiducioso che questo possa accadere anche prima del 15 aprile. Per quanto riguarda la seconda domanda, certo, io se fosse per me inserirei una modifica costituzionale e il diritto all'accesso alle reti infotelematiche, quindi la possibilità di collegarsi a Internet, dovrebbe essere ormai un diritto costituzionalmente tutelato, perché oggi quell'articolo 3 della seconda Costituzione, che fotografa un concetto bellissimo, il concetto della libertà sostanziale, e cioè prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli affinché tutti possano realmente, concretamente concorrere alla nostra comunità nazionale da tutti i punti di vista e quindi possano partecipare alla vita politica, economica, sociale, culturale della nostra Repubblica, ebbene oggi lo strumento di partecipazione più efficace, migliore, concreto è l'accesso a Internet. Quindi dobbiamo sicuramente fare degli sforzi e la Ministra Azzolina sicuramente è impegnata in questo, perché abbiamo stanziato, Ministra, ma lo lascio dire a te, anche dei fondi per consentire anche alle scuole di poter offrire delle reti infotelematiche anche a tutti gli studenti. Sì, sono stati stanziati 85 milioni di euro, di cui 70 milioni dedicati proprio ai device. Noi come Ministero dell'Istruzione abbiamo condotto un monitoraggio. Questi soldi tra venerdì scorso e oggi sono già nelle casse degli istituti scolastici e li spenderanno proprio per l'acquisto di tablet, l'acquisto di PC per tutti gli studenti meno abbienti, proprio perché, come abbiamo detto prima, il diritto all'istruzione debba essere costituzionalmente garantito. E adesso abbiamo Janina Landau di Class CNBC Milano Finanza. Sì, buonasera Presidente. Allora, parto dal decreto liquidità. Le aziende come e quando si potranno rivolgere a voi? Quali saranno i format per richiedere questi soldi? La seconda è: le imprese italiane chiedono di impostare subito la fase 2. Quali saranno le priorità e le regole per riaprire? Penso ad esempio subito alla scadenza, quella del 13 di aprile. E poi un'ultima domanda sull'Europa, una domanda secca: meglio Eurobond o MES? Le provoca, vedo. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, farei rispondere al Ministro Gualtieri e al Ministro Patuanelli, perché qui abbiamo due strumenti per erogare liquidità a favore delle imprese e quindi vorrei che tutti e due potessero rispondere. Sì, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, le partite IVA e i lavoratori autonomi è già in funzione, sta già operando, e con questa ulteriore iniezione di risorse, semplificazione delle procedure e alzamento
del livello della garanzia accelererà ulteriormente il proprio attività di azione. Poi su questo dirà il Ministro Patuanelli. Il nuovo strumento, quello gestito da SACE, sarà operativo in pochi giorni. Stiamo già mettendo in campo una task force integrata col sistema bancario e con SACE per immediatamente rendere operativo questo strumento di garanzia, quindi contiamo che in pochi giorni sia possibile già attraverso il sistema